Questo è l'elemento, a mio avviso, accanto alle questioni che sono state sollevate, su cui però io credo ci siano delle contraddizioni molto forti. Io continuo a pensare che tra tutta la tradizione che sta oggi in Sinistra Libertà, che viene dalle battaglie sul lavoro, dall'importanza della centralità del lavoro, e l'altro pezzo che invece non riconosce più questa centralità, questa sia una contraddizione molto forte. Perché oggi la vita delle persone non è più solo lavoro. Perché i cittadini, la dimensione dell'essere cittadino è essere consumatore, produttore, essere anche ozioso, essere anche da una parte uno che partecipa in maniera gratuita a forme di economia sociale e dall'altra essere un utente di un treno piuttosto che... E tutte queste cose non stanno assieme, non stanno assieme. Oggi i livelli di contraddizione sono molto forti. Allora pensare di ridurre tutto questo a una dimensione puramente dell'essere produttore, secondo me è antistorico in questa fase. E questo ha delle conseguenze molto forti. Ha delle conseguenze molto forti perché tutta la teoria sul reddito di cittadinanza sta sul fatto che la ricostruzione dei livelli di sicurezza, di affermazione dei diritti, stanno nel tentativo di ricostruire il rapporto con la vita nuda delle persone, con il fatto che io ho diritto ad esistere e ad avere l'accesso ad alcuni beni e servizi indipendentemente dalle mie competenze, dal mio sforzo lavorativo, dalla mia condizione di fragilità o di forza all'interno della società. Perché questo è l'elemento, lo diceva il compagno Mazzoler prima, sulla meritocrazia che secondo me fa a pugni con questo discorso. Perché la meritocrazia diventa un fenomeno a volte, così come viene interpretato, non solo dalla destra, ma da un certo tipo di centrosinistra, di selezione darwiniana. Sopravvivano solo i buoni, solo i bravi, i competenti, e questo cozza col concetto a mio avviso, di un principio forte della sinistra e intoccabile che è l'uguaglianza. Allora, su queste questioni secondo me c'è molto da lavorare, però voglio andare rapidamente sugli aspetti che... Quindi etica, sciogliamo le contraddizioni anche nel modo in cui facciamo politica su queste cose. Io non credo che sia alternativo il livello di costruzione di una piattaforma e di una politica e del soggetto politico con l'organizzazione. Ci vuole un livello minimo di struttura di organizzazione, perché qui non siamo neanche in grado di fare un volantino, neanche un volantino siamo in grado di fare. Allora è chiaro che non c'è voce, non c'è un soggetto politico, però dall'altro è altrettanto vero che non vorrei che si riproducessero in sedicesima gli stessi schemi di apparato organizzato per equilibri interni, per chi in qualche modo gestisce meglio le tecnicalità della politica, perché l'abbiamo già ammazzata questa roba, perché sennò hai ragione Alessandro, diventa il partitino dell'1,8% che non interessa a nessuno, a me personalmente non interessa. Quindi lavoriamo su maglie larghe di organizzazione, su forme di coordinamento, su capacità che traghettino e siano in grado di costruire anche una transizione, però che diano innanzitutto voce a questo soggetto. Perché altrimenti anche nel dibattito territoriale, penso a Venezia in questo caso, è evidente che non possiamo rimanere zitti e silenti per 4 mesi perché finché non ci siamo organizzati non abbiamo in qualche modo un livello di non parliamo. Le cose vanno avanti, ancor più se il laboratorio politico che si gioca su Venezia dovrebbe essere un laboratorio innovativo che ricostruisce un livello di trasversalità in cui c'è la geografia dei partiti, c'è la geografia associativa e c'è anche la geografia individuale di persone che hanno idee e vogliono in qualche modo mettersi in gioco. Ecco, io credo che da questo incontro bisognerebbe in qualche modo avere uno scenario operativo che costruisca e permetta quindi di dare voce a questo soggetto. Ma, e finisco, la cosa fondamentale è quella che sulle battaglie e sulla capacità di essere innovativi, di leggere, di anticipare i fenomeni che stanno arrivando, che stanno avvenendo, io credo che si giochi tutto. Perché l'idea di chi diceva la crisi ha una soluzione, risveglia interessi che riorganizzano la sinistra, no, la crisi non porta a sinistra, la crisi porta a destra e l'abbiamo visto, ma porta a destra perché il livello di smarrimento, di disorientamento, di appiattimento sull'interesse gretto e immediato, sul livello di insicurezza, devo badare alla mia sopravvivenza. E su questo c'è una contraddizione, cari compagni, e chiudo, nella nostra stessa condizione economica, perché c'è un livello di incomunicabilità della propria condizione economica, marxianamente di condizione economica, fra un pensionato, fra Francesco Indovina e Fabrizio Melodia. C'è una condizione oggettiva.
di insicurezza. Il rischio è che, ma non perché me la prendo con Francesco, ma perché la sua condizione rischia di, comunque c'è un livello, quando si dice la battaglia sul pezzo e oggi c'è uno scontro in questa società, tra giovani e vecchi, tra chi è garantito e chi non lo è, tra chi i diritti in qualche modo li vive come forma di eredità del passato e chi in qualche modo non riesce più a conquistarseli. E questa cosa non possiamo far finta di niente, perché questa cosa sta dentro tutta la crisi del sindacato, sta dentro sul concetto di centralità del lavoro e sta dentro anche sulla forma di riorganizzazione dei territori. C'è niente da fare. Allora, io vorrei che l'onestà intellettuale fosse un attributo non trascurabile e essenziale del nostro percorso.